No, semplicemente con chi ci sta, innanzitutto con i cittadini, nel senso che le forze politiche mi pare che siano abbastanza definite. Penso e immagino che questo episodio del governo nazionale con pezzi di centrodestra e una porzione dell'ex centrosinistra sia un episodio legato dall'esito del voto, un po' come accade in Germania per la Merkel, quindi immagino che si debba ripristinare, come sempre avviene nel mondo, una dialettica e una sfida tra coalizioni che si presentano, che presentano un programma. Da noi in Italia che si presentino, che si possano presentare solo due grandi famiglie politiche come in altre realtà, il Partito Laburista e il Partito Conservatore, per stare un esempio classico, dove anche lì comunque ci sono altri partiti, però quello è lo zoccolo duro da una parte e dall'altra. Credo che sia un percorso molto più lungo, però non vedo alternative. Cioè, l'alleanza, cioè io candidato con Salvini la vedrei complessa. Più o meno scontato. Ma perché Salvini non vorrebbe forse uno del Mezzogiorno, né io, come dire, però quella credo che sia lo schema, e più i cittadini, la verità è che bisogna riconquistare al voto una porzione molto importante di elettori che non vota più. Il 50% ormai sta disertando le urne, quella è la sfida più difficile.